Cari amici, ben ritrovati. La Via dei Presepi, la rubrica che piace a tanti perché vi fa visitare e vi invita a visitare i presepi dell'Alta Marca e del Basso Feltrino, ritorna. La giornata è fredda, cosa c'è di meglio di iniziarlo davanti a un bel caminetto qui a Mura? Siamo in compagnia di Loris Perenzin, che è un rappresentante del gruppo Comunità di Mura. Loris, 4 giornate piene alla fine perché ci sono vari weekend, raccontaci un attimino questo percorso. Il percorso è come ogni anno, è un bellissimo percorso, il suo di parte, però io vi invito a venire a trovarci a Mura. Ci sono un centinaio di presepi, abbiamo ancora il 29, l'1, il 5 e il 6. Confidiamo nel bel tempo, che sicuramente le previsioni sono buone, e anche quest'anno ci siamo preparati molto bene per accogliere i turisti. Il mio invito è quello dell'associazione di cui faccio parte, è quello di invitarvi a venirci a trovare. Rimarrete sicuramente contenti per quello che vedrete. Ogni anno noi cerchiamo di mettere qualcosa di nuovo, in modo che il turista che viene ogni anno sia incentivato a ritornare e a godersi questo bellissimo spettacolo che è Mura, che è già un presepe per se stesso, però durante le feste di Natale è ancora più bello. Loris, scusami, vediamo dalle immagini sì, tanti presepi, ma ho visto anche tanti piccoli scorci di angolo di territorio addobbati. Certo, ecco, la nostra particolarità è quella, oltre che i presepi, anche di allestire i vari angoli, le varie finestre, le varie cantine, i vari portici, in modo per abbellire il paese e per accogliere bene i turisti. Loris, che dire, il Natale è passato, Santo Stefano anche, però stanno arrivando le altre feste. Facciamo gli auguri ai telespettatori e invitiamoli di nuovo a venire qui a Mura in questi 3 weekend che mancano, per venire ad assaporare il vero clima natalizio. Certo, auguri a tutti di buon anno e vi invito ancora a Mura per questa passeggiata nel borgo di Mura. Qui da Mura noi adesso ci sediamo, beveremo un buon bicchiere di vin brûlé davanti a questo bel caminetto. Noi invece vi aspettiamo per domani, altra puntata, indovinate dove saremo. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all lang